Al di là della crisi, un piccolo miracolo italiano e friulano, la Over IT di Fiume Veneto, divenuta in pochi anni una dei leader internazionali del settore informatico, con fatturato e occupati in costante aumento, una realtà che a livello locale resta tuttavia e incredibilmente pressoché sconosciuta. Tino Zava. Una società giovane, nata nel 2000, ma in crescita costante, sia per fatturato, il 20% in più ogni anno, sia per occupati, oggi 250 che operano tra la casa madre di Fossamala e le tante filiali, da Udine a San Paolo del Brasile, 50 nuove assunzioni solo lo scorso anno, età media 35 anni, laurea in informatica o ingegneria. Un successo legato alle capacità di innovazione. L'innovazione nel nostro settore è un concetto importantissimo, perché questo è un settore dove un anno fa cambiare tutto, quindi in un anno bisogna essere capaci di rinnovare i nostri prodotti, rinnovare le nostre competenze ed essere sempre pronti alle esigenze del mercato. Bisogna infatti anticipare e, se possibile, battere la concorrenza di gruppi molto più grandi come le multinazionali americane e tedesche. Un fatturato di 20 milioni realizzato vendendo software a grandi gruppi nazionali, da Fiat a Snam, da Eni a Telecom, per citarne alcuni, o sudamericani che operano nel campo della distribuzione dell'energia. Da qui escono in gran parte programmi per la gestione della manutenzione degli impianti di grandi aziende, ma anche applicazioni cartografiche o legate al business destinate a tablet e smartphone, una realtà che incredibilmente qui da noi è conosciuta solo agli addetti ai lavori. Il settore dei servizi è un settore che sicuramente in questo periodo è trainante. Noi siamo friulani, abbiamo cercato di mantenere il cervello della nostra azienda qui in Friuli Venezia Giulia, siamo made in Italy e made in Friuli in particolare.